Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati a una puntata di Forte Altopiano. Come potete vedere dall'immagine in sovraimpressione che vi sto mettendo in questo momento, la votazione, voi, il popolo, i villici hanno scelto di continuare la campagna, la partita su Manor Lords. Io vi dico ragazzi che ultimamente sta diventando un po' monotona, quindi non prevedo di fare tantissimi gameplay ancora, però effettivamente qualcosina lo possiamo ancora fare perché non abbiamo ancora sbloccato la pietra. Abbiamo il problema del cibo che potremmo imparare a gestire e magari velocizzerò alcuni momenti, non sarà più così lineare in modo tale da poter andare avanti perché comunque non ho intenzione di costruire altri villaggi nelle altre regioni, quindi diciamo che è chiaro che non voglio fare un gameplay espanso, non è questo il progetto, diciamo, di Manor Lords che sto portando in questo momento, ma è più un andare a vedere l'aggiornamento che c'è stato e i frutti di questo aggiornamento, perciò non è una campagna, diciamo, dall'inizio alla fine con la dominazione finale, anche se vi dico la verità, schiacciare qualcuno degli avversari non sarebbe poi così male. Vedremo, vedremo. Diciamo che mi lascio questa opzione disponibile. Per ora siamo sotto assedio perché ci hanno attaccato, dobbiamo rispondere agli altri giocatori, anzi, vediamo un attimo di rispondere proprio agli altri giocatori. Io non so chi mi ha attaccato, mi sembra lei, mi sembra. E io gli dico, guarda come strisciano gli infami, così, così. Sì, sarebbe bello rivendicarli, ma non abbiamo 2000 di influenza, ragazzi. Anzi, a proposito di influenza, impostiamo fin da subito il fatto che col maniero io debba prendere un po' di influenza. Perciò ci prendiamo una decima sul cibo e abbassiamo la tassa fondiaria. Questo ci darà sicuramente la possibilità di recuperare un po' di influenza, arrivare magari a 2000 e poi attaccare. Qui c'è da fare il campo, quindi lo andiamo assolutamente a fare, ma io devo togliere prima questa strada perché, esatto, vedete, era questo il problema, c'era una piccola stradina che partiva da lì, quindi tolta la stradina, secondo me dovremmo farcela. Poi per bilanciare un po' di più la cosa, anche se ho visto una strana svirgolatura adesso, va bene, mettiamo una strada qui e qui facciamo un campo, quindi ci sarà il campo ennesimo di segale, che però sarà fondamentale ai fini del gioco. Perfetto, ci costruiamo un campo ancora. Poi questo campo qui lo dobbiamo assolutamente modificare. Lasciamolo così per ora. Facciamo una rotazione anche di questo dove ci sarà la segale e questo che dovrebbe essere abbastanza, esatto, 95%, tanta roba. Faremo così e poi faremo il maggese. Quindi per ora questi ruotano in questo modo. Inoltre mi avete suggerito, grazie ragazzi, che la cava non va bene qua perché qui non mi dà la possibilità di fare il giacimento, cioè questa opzione qui, adesso qui non si vede, questa opzione qua non mi dà la possibilità di farlo, quindi magari spostandola al centro, perché l'ho fatto un po' troppo di lato, magari spostandola al centro abbiamo questa possibilità. Proviamo, io non dico di no, quindi proviamo questa cosa e vediamo. Quindi demoliamo la cava, andiamo a recuperare questi proventi e poi la ricostruiamo al centro. Dopodiché sarebbe interessante fare un altro campo anche in questa zona, perché se non ricordo male, ed ecco qua, vedete, tutto verde, quindi molto molto bene. Questo in realtà potremmo addirittura spostarlo e fare ancora dei campi qui, addirittura. Perché la segale qua è veramente molto florente. Le altre invece fanno veramente schifo. Il farro fa veramente schifo. Qua potremmo fare un po' di farro, effettivamente, in questa zona. Secondo me da considerare. Poi vorrei fare un'altra casina e magari la facciamo così. Ok, perché non voglio, anche se lo so che sto andando un po' a rubare, diciamo, il terreno per ulteriori campi. Però io voglio fare questa casupola perché, se il gioco me lo lascia fare, perché è un po' più bellina esteticamente da vedere. Io capisco che adesso molti di voi mi linceranno per questa cosa, ma perfetto.
ci facciamo una casina, così almeno è un po' più continuativa, mi piace un po' di più perché la piazza deve esserci, diciamo, la casina. Qua, anche qui, vorrei fare una casupola, anzi ne faremo, mi sa, un po' di più di una. Adesso andiamo a mettercela e le facciamo così. Non so perché qui mi ha preso questo angolo fatto così male, va bene. Però ne facciamo ben due, quindi andiamo a costruire, aumentiamo il numero di persone che popolano questo villaggio. Ma perché lo voglio fare? Perché ci sono diverse cose che voglio implementare. Prima di tutto voglio avere più personale alla fattoria che mi lavora i campi, che è fondamentale. Voglio avere anche altri personaggi, questo adesso lo possiamo togliere. Ci sono tanti lavori che voglio, tipo questo, che vorrei implementare, e vediamo un attimo cosa fare. Tra l'altro voglio costruire appunto il castello, ma per costruire il castello, secondo il mio modesto parere, devo andare a togliere questi alberi qua. Quindi ingrandiamo la zona, se non sbaglio tasto, ok, perfetto, e andiamo a rimuovere tutta questa zona di alberi qui, perché la mia idea è quella di ampliare i campi in questa zona, dove sta, ok, vedete che è verdissimo questa zona qui, quindi voglio ampliare i campi in questa zona e sposteremo quindi il maniero qua. Però in realtà qui non mi piace molto perché ci sono un sacco di alberi. Cioè il maniero forse sarebbe stato meglio farlo in questa zona, a dir la verità, perché sarebbe perfetta in realtà questa zona qui per il maniero. Allora potremmo pensare di spostare la chiesa a qualche altra parte, a dir la verità. Sapete? Perché ci sto pensando adesso, non sarebbe male mettere il maniero qui al centro e ovviamente cambiamo tutte le strade, e la chiesa spostarla a qualche altra parte, magari tipo proprio qui. Magari, perché no? Perché no? Perché qui c'è tutta la foresta e non voglio andare a occupare troppo questa foresta. Dai, lo facciamo questa roba pazzerella. Allora, non demoliamo la chiesa però subito, perché sennò i nostri cittadini ci sparano. Vediamo, ho a disposizione la possibilità di farlo? No, non ho la possibilità di farlo ancora. Però ecco, io metterei tipo la chiesa, magari la mettiamo in una zona, che ne so, anche qui volendo. Cioè la possiamo mettere in una zona un po' carina. Addirittura avremmo potuto metterla davanti al mercato, sapete? Sarebbe stato figo da fare. Perché non farlo? La mettiamo davanti al mercato. Questi sono già occupate come case, sì. Quasi quasi li tiriamo giù, mettiamo la chiesa davanti al mercato. Dai, sarebbe una figata. Proprio stile villaggio medievale. Bello, mi piace, dai. Mi piace. Allora, distruggiamo queste case, anche se in realtà sono in guerra, ma... No, aspettiamo perché sono in guerra. Aspettiamo a fare tutto perché sono in guerra, va. Perché adesso c'è rivendicazione, ho bisogno che mi aumentino i cittadini. Tra l'altro, esatto, non ho le lance a disposizione. Allora, sarebbe il caso, tra l'altro, di aumentare il numero... Cioè, le botteghe che mi fanno le armi. Io partirei da qua, in modo tale che, a parte che è un po' più bello perché c'è il mercato con le case costruite fatte bene, ehm, ma poi ho bisogno di più costruttori di armi, in modo tale da da poter costruire. Gli attrezzi in realtà ne potremmo fare anche un po' di più di 20, perché gli attrezzi servono. Va bene, andiamo avanti signori e bentornati scusate, su altopiano, sul canale del Lord. Allora, andiamo avanti intanto, cerchiamo, eccolo qua, la rivendicazione, risolviamola in battaglia signori. Lo faccio subito perché non so se arriva in fondo, se mi dà qualche problema. Intanto continuano a entrare guerrieri, ottimo. Io adesso potrei... no, non posso neanche comprarmi qualcosa col tesoro, quindi aspettiamo. Io ho bisogno che il cibo proprio decuplichi, veramente, quindi attendiamo. Intanto vediamo un attimo le mosse del nemico, quali sono. Le mosse del nemico, eccoli qua. Questi sono i mercenari che ha acquistato, non so se ci se ne saranno altri. Non vedo la milizia sua, probabilmente gliel'abbiamo devastata.
un'altra unità nemica dove? Ah, ok, sono sempre loro, no, va bene. E questi avvisi qua ti fanno perdere, ti fanno prendere un cardiopalma che ragazzi la metà basta. Comunque andiamo avanti, abbiamo ben 5 costruttori, quindi tante robe che dobbiamo fare. Mi piacerebbe potenziare un po' sia il granaio ma anche il magazzino, adesso vediamo. Il granaio sembra essere quello un po' più sofferente. Allora, in realtà ci sono 3 persone qui al granaio, ma ce n'è anche una qua. All'altro granaio un po' più piccolo. È vero che lì, qui veramente... A parte cosa cacchio ci fa qua la farina di segale, vabbè. No, 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 ho sbagliato tasto, scusate. Allora, andiamo a togliergli un po' di roba a questo qua, perché, cioè, onestamente che si prenda la farina di segale qui, cioè, non mi sembra logico. Però, boh, vabbè, dai, lasciamola per ora. Lasciamola, alla fine è solo una famiglia che gestisce questo granaio, andare a dargli le limitazioni non è il massimo. Qui i funghi non crescono. Aspettiamo ancora un po' per l'esercito, vediamo di aumentare le truppe. Ok, benissimo, è stata fatta... No, non è vero, cosa è successo? Costruzione terminata dove? Bottega del tessitore. Ah sì, è vero, è vero, è vero, avevo fatto la bottega del tessitore. Quindi mettiamo un personaggio lì. Va benissimo. E quindi questa, scusate, cos'è? Ah, questa è la conceria. Ok, ok, ok. E poi dobbiamo fare anche una casa che produce indumenti. Ah no, c'è già. Ok, perfetto. Allora, indumenti, fammene fino a 30, dai. Non andiamo oltre. Che già 30 mi sembra un ottimo livello. Vorrei dirti altissima, per favore. Avvistata un'altra unità nemica. Ok, sono sempre loro, va bene. Allora, queste botte di cardiopalma che mi arrivano tutte le volte. Va bene, dai. Allora, andiamo avanti con il gameplay. Vediamo se mi aumenta il numero di persone. Siamo sempre 18 su 36, la metà, che non è proprio il massimo. Ok, intanto continuano le costruzioni. È stata avvistata un'altra unità nemica. Ok, sono sempre loro, va bene. Ok, a breve ci dobbiamo schierare. Io inizierei magari a schierare poi gli arcieri. Arcieri che sono ben 32. Vabbè, un po' troppi per i miei gusti, eh. Vi dico la verità. Un po' troppi, però va bene. Qui intanto, ok, ci fanno la bottega e noi ci facciamo... No, non posso farlo perché mi manca le assi di legno. Maledizione. Dai, ce l'avrò 8 assi di legno. Dai, quanto ci vuole per fare 8 assi di legno? Dai, su. Poi dovrei fare anche questo... Questa tutta qui. Fatemi vedere dove sta qua. Cos'è che ci vuole? Il filato di lino. Ma noi non abbiamo il lino. Dobbiamo procurarcelo. Ma io so come procurarmi il lino, a dir la verità. Wow, ma non abbiamo assi di legno. Wow. Vengono consumate la velocità della luce. Anche col legno non siamo messi proprio benissimo. Ok, ecco 2 burgage fatti, perfetto. Potremmo allora distruggere questo burgage per ora. E anche questo. E anche questo. Ok, qui demolisci per favore. Chi è che ci vive dentro? Dai ragazzi, andatevene fuori dalle scatole, che devo costruire la mia chiesa. Intanto c'è il disgelo. Ok, perfetto. Ma fatemi vedere, 4. Va bene. Disgelo per noi. Niente, oh, assi di legno non arrivano. Maledizione. Qui stiamo così per ora. 64 giorni. Tassa reale aumentata. Che soddisfazioni, ragazzi. Che soddisfazioni. Allora, niente da fare. Benissimo, un'altra persona in più. Allora, la persona in più quasi quasi io la metto o qui o al magazzino. Il magazzino potrebbe servirci. Una persona in più al magazzino. Dai, mettiamo una persona in più al magazzino. Qui rifacciamo la cava. Eccola qui.
Vediamo se sto giro facendola al centro riesco a... Beni insufficienti perché non ho il legno. Ma perché non ho il legno? Io dovrei avercelo il legno, scusate, Io dovrei avercelo perché non ce l'ho il legno. Allora, qui diamogli una persona in più. Ok. E poi vediamo un attimo cosa fare, dai. Qui intanto stiamo andando avanti con la produzione. Maggese e segale. Purtroppo questi due li ho fatti scombinati apposta, ma in realtà stanno andando di pari passo. Siamo a 60, qui iniziano a esserci i funghi, quindi mettiamo una persona. Niente ragazzi, io direi di portarci qui. Però vedo solo dei briganti, Vedo solo dei briganti. Vabbè, portiamo qui intanto i nostri uomini, che tanto sono saliti. Loro direi che si possono anche portare tranquillamente. Lasciamo giusto un'unità qui. Non facciamo ricorrere, mi raccomando. Prima che si stanchino. Ok. Ok. Sì, stiamo andando molto veloci, quindi va bene. Ma perché si abbassa così tanto il... Non capisco. Non stanno correndo. C'hanno veramente una... In discesa, più 4. Una stanchezza veramente notevole. Oh. Non lo so ragazzi per quale motivo. Va bene, comunque continuiamo in questo modo. Qui vorrei che tu te ne andassi. Ok, perfetto. E andiamo a eliminare questa strada. Ok, a questo punto anche questa. E anche questa, perfetto. Adesso qui ci andiamo a costruire la chiesa bellissima. E vedrete che sarà un posto meraviglioso questa città. Qui sì c'è il personaggio, va bene. Non so perché ci sia questa cosa. 60. Forse anche di più. Forse... Ah, perché ho messo questo limite. Ok. Allora facciamo anche di più in realtà. Facciamo 70. Andiamo un po' a bilanciare così. Qui stiamo estraendo, perfetto. Cosa che mi dice qui? Ah, ok, che c'è la tuta e il... Va bene. Queste famiglie si sono trasferite qui. Benissimo. Va bene. Qui ci sono i nostri uomini. Vediamo se me ne è aumentato qualcosina. Sì, va bene. Mettiamoli qui. Allora, facciamoli riprendere intanto. Manca 45 giorni. Però io vedo solo loro, Non vedo altre truppe. Non le vedo. Vuoi dirmi che ci siano solo loro? Boh, proviamo intanto a metterli in avanti. E anche loro qua, per favore. Vediamo un attimo. Però a vedere così. Bella questa struttura spaccata, bellissima. Sulla mia proprietà, tra l'altro. Scorte danneggiate, ma cos'è? Vabbè, sono 4 cavolatine. Va bene, allora. Vediamo se adesso posso fare la chiesa. Se la trovo. Chiesa. Eccola qua. Ok, adesso posso creare una chiesa. Allora, la chiesa. Però questa strada qui mi sta sulle scatole, quindi niente, demoliamo anche questo. Demoliamo tutto, ragazzi. Demoliamo tutto. Demoliamo anche questo. Demoliamo tutto, via. Per far spazio alla chiesa. Fatemi vedere. Oh, adesso sì che si parla, si ragiona. Facciamoci la chiesa qua. Impazzito totale, il re del villaggio, impazzito totalmente. Però va bene così. Guardate, potrei farla anche circondata dai campi. Tipo una roba del genere. Non lo so, vabbè, vediamo quando è fatta. Vediamo quando è fatta. Vediamo quando è fatta. La battaglia inizio. Cosa sta succedendo? Aspettate. Ah, ok, perché siamo arrivati in territorio nemico. Per quello però. Esatto, sono solo loro. Ottimo. Allora, se sono solo loro, mettiamo gli arcieri davanti.
Gli diamo l'attacco e fuoco a volontà. Voi invece andate un po' più avanti e mi fate il muro di scudi. Abbassiamo un po' la velocità, per favore. Voi rimanete indietro di appoggio, visto che siete solo 5. Sia mai che... Allora, tac, qua. Secondo me dovrebbe andare bene. Loro sono ancora molto lontani, però dovrebbero arrivare. Mi aspetto grandi cose da voi, arcieri. Ma guardate che bella questa scena. Peccato che c'è l'orizzonte qua. Però eccoli qui i nostri nemici, non so se li vedete. Intanto arriva il primo lanciere. Ok, stanno tirando. Ok, perfetto. Vorrei sviluppare anche le balestre, perché sembrano essere molto più efficaci le balestre. Le frecce, sì, colpiscono, però non è che fanno chissà quale danno. Allora, intercettateli per favore. Ok. Andiamo avanti i nostri, dai. Questi qua. Bella in corsa. Ok. Ottimo. Ottimo, mandati. Vittoria. Vittoria, perfetto, signori. Perfetto. Allora, a questo punto io prenderei i nostri uomini, tipo questi, che non sono affaticati. E a questo punto, visto che siamo abbastanza vicini, li manderei qua, ragazzi. Anche perché i banditi qua li avevamo già sconfitti. Non abbiamo preso il bottino, quindi andiamo a prendere questa cosa. Gli altri se ne tornano a casa. Quindi qui correte pure. Loro in realtà erano quelli che avevo mandato qua. Quindi venite qui per favore. Ok. E adesso no, perché non vengono? Non si spostano. Cos'è, un bug? Questi sì, ma loro no. Questo è un bug, ragazzi. Ok, adesso si sono mossi. Allora, facciamo che mando questi venti, va, prima che si buggino veramente. Andiamoli qua. Prima che si buggino ancora gli altri. Ok, li mandiamo a combattere, perfetto. Cioè a combattere, a prendere la posizione. Voi tornate e anche di corsa, per favore. Eccoli. Adesso andiamo a rompere i ranghi il prima possibile. In modo tale che siamo belli tranquilli, signori. Dai. Forza. No. No, devi attraversare ancora. Ok. Ok, un gruppo è andato. Così può ritornare alle proprie case. Velocizziamo. Ok, variazione. Tassa registrata. Ah, va bene. Wow, 152. Big problem per noi. Allora, io direi a questo punto... Togliamo prima di tutto il personaggio da qua. Qui ho ancora una persona che ci lavora, sì. Allora togliamola. Prioritizziamo la chiesa, per favore. E poi dobbiamo spostare il maniero, Maniero che non ha neanche la strada per arrivarci. Vabbè, adesso lasciamolo qua così per ora. La chiesa la lasciamo attaccata al mercato, come nei più moderni centri urbani. Qua non lo so, sarebbe bello magari far così, boh, adesso vediamo. Sì, forse è un po' una cagata quella di mettere la chiesa qua, ve lo dico però. Non lo so, però sicuramente il maniero lo devo mettere in una zona meno boschiva, perché qua non mi piace. Troppi alberi. Allora, qui vorrei capire intanto la cava, perché non me la lascia fare. Ok, no, ok, adesso la possiamo fare. Allora, qui
la facciamo tipo, non so, tipo qui al centro proprio preciso. Vediamo. Qui teoricamente adesso dovrebbe darmi la possibilità di costruire. Allora, rifacciamo le strade. Ok. Bah. Facciamo così. Giusto per, ma... così in modo tale da avere diverse strade. Anzi, questa qua io farei così addirittura. Così. Con più bellina, qua potremmo fare un campo. Vediamo. Come di occupare il più possibile spazio, anche perché abbiamo bisogno di cibo. Segale. Vedete che la segale qui è abbastanza elevata, quindi non è proprio il massimo, però. Così mi arriva fino a sopra. Ah, potrei fare tutto un campo, quello attorno. Beh, non sarebbe una brutta idea. Cioè, tipo una roba così. Non sarebbe una brutta idea. Dai, facciamo. Della serie torno alla cava. Facciamo il grano, dai, ci sta. Allora, facciamo la segale. Rotazione, ovviamente. Segale e maggese. Ottimo, così recuperiamo un po' di cibo ulteriore. Che la costruzione va sicuramente a rilento. No, la chiesa non la tiro giù per ora. E il maniero neanche, perché ci servono i soldi. Ma scusate, questi non sono arrivati? Sti fessi. Qua. Dai, dovrebbe darci un po' più di oro. Dai, prendici. Ok, perfetto. Fanno parte del mio tesoro. Perfetto, 165. Ottimo, ci dà un po' di gioco questa cosa. Allora, attraversiamo tutto e tutti e mettiamoci qui. Dai. Siamo ad aprile intanto. Bene, bene, bene. Ok. Cibo ancora non ce n'è tanto a disposizione, ma va bene così. Questi stanno lavorando. Ah, poi ragazzi, a proposito, io volevo del lino. Il lino, se io non erro... No, non era lino. Ah, l'orzo, eccolo qua. Allora, proviamo a costruire un po' di campi di orzo qua. Che secondo me, potrebbero essere utili. Tipo, ne costruiamo uno così. Oppure, aspettate, partiamo... Facciamo il contrario, da qua. Da qui... vabbè, ma non è che cambia più di tanto. Facciamo un campo qui, vediamo quanto è. 39, 40 il grano. Sicuramente il grano sarebbe più interessante da produrre, però facciamo un orzo. Maggese orzo, vediamo cosa succede. E poi anche qui, se non erro, è giallo. Quindi anche qui io vorrei fare un campo. Orzo qua, eccolo qua. Allora, facciamo sempre da qui a qui a qui. Facciamo il giallo perché dare nell'arancione non ha alcun senso. Ok. E ci facciamo sempre orzo. Anzi, facciamo maggese, orzo e orzo, in modo tale che le invertiamo un po'. Non so quanto ci impiegheranno, non so quanto ci vorrà per fare questa, per arrivare da lì, da qui a là, però lo faranno. Sono pagati apposta, no, non è vero, non pago nessuno. Il pane è il pagamento che c'è in questo villaggio. Nient'altro. Qui non ho messo gli uomini. Ok. Va bene, andiamo avanti. Ok, il legname sta arrivando. Ok, togliamo questa persona da qui. Ok, manteniamo questa famiglia, va bene. Qui stanno crescendo gli alberelli che abbiamo piantato nella scorsa puntata, se vi ricordate. Mele e pere. Così in modo tale da dar da mangiare anche ai suini.
Ok, qui manteniamo il grano così, perfetto. Qui c'erano altre zone, adesso io non ricordo, ma c'erano altre zone di... Questi sono arrivati? Non ancora. Ah, però a breve. Va, neanche farlo apposta. Buono, li liberiamo. Dicevo, c'erano altre zone qui di coltivazione. Qui ah, non ho ancora gli assi di legno. Ma chi è che si ciula tutti questi assi di legno? Forse la chiesa? Eh sì, la chiesa effettivamente se ne ha presi tanti. E anche questi. Vabbè, ci sta. Bene, ci siamo fatti la chiesa, vediamo. E qui allora a questo punto ci facciamo il maniero, eh. Ok, chiesa fatta. E qui tiriamo giù tutto. Adesso, ok. Il gioco sta impazzendo, attenzione. Ok, dice che cacchio stai facendo? Vediamo cosa abbiamo recuperato. Ah, poca roba. Allora, andiamo a rimuovere le strade perché ovviamente saranno diverse adesso che ci sarà il maniero. No! Mi ha rimosso la strada principale. Ah. Facciamo così. Ok. E portiamola fino a qui. Spero che non ci siano problemi. No, non sembra. Ok. Ok, guardate che bella la chiesa fiera. Fiera, proprio davanti, gli fanno il mercato. Non so se è molto medievale. Cioè, è medievale, ma non di primo pelo, ecco. Ok. Dobbiamo fare un altro maniero. Il maniero è spostabile, fatemi vedere. Maniero. Ne posso fare un altro? No, limite raggiunto. Quindi devo prima rimuovere questo. Se io faccio demolisci, ci sono delle persone dentro che ci vivono. Io so chi ci vive. Ci vivono i nostri uomini d'arme. Allora devo andare a rimuoverli. Allora, creiamo intanto una strada qui per il maniero, eh. In realtà potrei anche allargare questa... Bah, no, dai. Lasciamola così. Allora, facciamo una roba del genere. E poi, qui il maniero, ok. Quindi il maniero sarà qua, quindi potremmo fare... Vabbè, adesso facciamoci togliere queste risorse, ok. Allora, il maniero lo mettiamo qua. Quindi, che guarda il castello. Perciò il maniero va qui. Qui c'è un albero, quindi direi che non dobbiamo proseguire con la strada. Qui sì, però. Facciamo leggermente storta. Qui prosegue in questo modo. Facciamo... Allora, facciamo così, guardate. Rimuoviamo questa strada. Qui dritta. Qui la facciamo dritta. E qui curva. Ok, così. Ok, così intercede e basta. Non voglio fare altre entrate, altre uscite. Per me va bene così. Poi facciamo tutto il giro e lo mettiamo qua dentro. Perfetto. Allora, il maniero, però lo spostiamo. Vabbè, adesso abbiamo i soldi per farlo. Quindi prendiamo questi uomini qui. Li spostiamo qua. Ok, adesso lo possiamo demolire. Perfetto. Perfetto. E lo andiamo a ricostruire qua. Lo so che ragazzi non è utile questa cosa, ma è utile ai fini del gameplay, quindi va bene. Lo spostiamo qua. Commissiona. E poi vorrei fargli anche un pozzo prima di chiudere questa zona, perché il castello è la prima cosa che assaltano, è il pozzo, che avvelenano tipo. Quindi qua. Ok, ok. Allora ci facciamo una cosa del genere. Ok, e qui ci costruiamo il pozzo per il castello. Dove sta?
Dove sta? Qua. Ah, perfetto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, voi venite qua e soprassedete i lavori e tutti gli altri a lavoro. Allora, ovviamente qui deve essere data la priorità massima su ogni cosa. Tra l'altro 15... no, non perdo le risorse. Quindi teoricamente dovrebbero solo essere spostate. Dai, mi piace con questa chiesetta. Poi adesso gli devo costruire un po' di strada attorno, perché così è un po' easy. Potrei fare un taglio così più ampio. Allora, potrei fare così. Che in mezzo ai boschi si va. Tipo così. Così. Cosa ne dite? E qui fa così. Ok, bella, mi piace, dai. Per ora la giriamo in questo modo qua. Poi ci facciamo un po' di case, ci facciamo un po' di cose attorno. Tipo magari qui sicuramente delle case gliele facciamo. Vabbè, ci pensiamo. Adesso andiamo avanti così. Con la chiesa nella piazza principale. Bello, dai. Ci sta. Poi in muratura, così fa un po' schifo, però in muratura secondo me esce ancora più bello. Ok, intanto 5 persone. Ok, è stata costruita la cava, quindi gliene diamo una qua e una qui. Così iniziamo a costruire un po' di blocchi, perché poi ci serviranno. Non mi ricordo per cosa ci servivano, però ci serviranno. Qui intanto i contadini fanno il loro. Qui hanno svolto... Allora, qui sì... Ah, benissimo, stanno arando, ottimo. Ottimo, ottimo, così iniziamo ad avere un po' di orzo. Un paio qui per favore. Finché non torna a essere basso. Spiace non avere tanti costruttori però, d'altronde. È così. Questi attendono che gli venga fatta la casa. Perfetto. Bello, abbiamo praticamente cambiato il villaggio con questa configurazione diversa. Completamente il villaggio abbiamo cambiato. Va bene, andiamo avanti così. Mi piace però, come sta venendo, dai. Voi dove state lavorando? Direi che state lavorando qui. Direi. Però adesso basta. Cambiate zona e fatelo qui per favore. Anche qui mele. Sono ancora un po' acerbi questi alberi qui, ma cresceranno rigogliosi. Sono fiduciosissimo della cosa. Anche loro sono molto fiduciosi. Bene. Siamo a 49 famiglie. Forse prima ne avevamo anche qualcuna di più. Però. Ok, qui c'è tanto da portare. Il grano qui quanto sta quotato? 26%, proprio basso. Qui 40%. Con la segale al 59%, quindi un 20% in meno. Qui 48, proprio siamo messi male con col grano. Vediamo qua, 55, ma non va mica bene, non va mica bene. Il lino qui 37. Va bene. Vediamo come va. Beh, effettivamente qui essendo maggese non c'è coltivazione, ottimo, quindi va bene così. Togliamo una persona perché hanno già rasato completamente i funghi, infatti mi segnala che non c'è lavoro. Qui le pecore sono a 13, buono. Buono, bene, qui stanno costruendo, ottimo. E poi ci andiamo a costruire tutta la fortezza attorno, ma dobbiamo accumulare assi. Bene, abbiamo un po' di assi, ne abbiamo, ne abbiamo. Ok, maniero c'è. Ora, se io adesso smantello questi, loro mi entrano nel maniero. Teoricamente. Teoricamente. Ok, le tasse sono rimaste invariate, perfetto. Questi non so. Scusate, fatemi capire. Ok, sono loro, gli do gli sband.
Non vanno qua, vabbè. Vabbè, non facciamoci domande. Speriamo di non doverli usare più in battaglia. Allora, sì, pianificatore di castelli lo posso fare, ma aspetto un attimo. Aspetto un attimo di accumulare un po' di assi. Beh, li stiamo accumulando, in realtà, quindi magari ne accumuliamo ancora di più. Accumuliamone... Dov'è qua? Accumuliamole... facciamo 100. Perché secondo me ne dovremmo usare veramente tante. Ok. Facciamo così. E qui ne facciamo avanzare però 10. Ok, perfetto. Qui continuiamo a costruire. Perfetto. Qui il mandriano l'ho messo, ottimo. Qui c'è il mandriano, no, non c'è il mandriano. Dovrei mettere un mandriano effettivamente, però una cosa alla volta. Qui sta crescendo il nostro orzo, ma pare di sì. Pare di sì. Quindi a breve avremo un po' di orzo. Bene. Mi fa molto piacere. Ok. Quanto siamo come assi? 88. 88. Sì, però adesso stanno crescendo. Vabbè, dai. Togliamoli un attimo. Ok, abbiamo pagato con del cibo, va bene. Cioè, va bene, ma non va bene. Qua possiamo farlo, ragazzi, finalmente. Ok, vediamo un attimo questa costruzione. Intanto il nostro esercito... 22, 22, buono. Buonissimo. Vorrei fare le balestre, ve l'ho già detto, ma ci vuole tempo. Ok. Poi vorrei fare magari un altro magazzino, tipo qua. Uno piccolo. Boh, adesso vediamo. Non sarebbe male. Delocalizziamo un po' il lavoro, mettiamola così. Ok. Potremmo potenziare qualcosina, però vabbè. Se mi fa il... si degna di... Per favore. Ok, siamo sui martelli. Ok, allora mettiamo le armi. Forse per quello che non cresce il numero di uomini. Nonostante comunque il numero elevato di famiglie. Che comunque... Dai ragazzi. Ok, perfetto. Avanzate. Lance. Vai. Producimi lance come se non ci fosse un domani. Allora signori, io direi che comunque la partita l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a 40 minuti di gameplay. Direi che ci siamo. Abbiamo cambiato il volto al nostro villaggio con la costruzione del castello che sarà in questa zona. La chiesa l'abbiamo fatta nella piazza principale. Fatemi sapere se vi piace. Poi magari prima della chiusura di questo gameplay vi faccio fare un giro in questi meandri del villaggio. Mi piace molto questa strada qui nei campi, comunque mi piace proprio. Ma vedrete che adesso li ampliamo i campi, li facciamo andare anche in questa zona qui, perché comunque c'è ancora tanto da poter recuperare, guardate. Veramente tantissimo. Questo qui magari diventerà un bel campone, ma signori sarà per il prossimo gameplay. Io intanto vi ringrazio di essere rimasti con me. Metto giusto una persona qui perché sono ripartiti i funghi, quindi la metto qui prima di dimenticarmi. E noi ci vediamo. Guardate che bello questo villaggio qui con la collinetta. Vedrete quando ci sarà poi qui il maniero, sarà una figata atomica. E noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Grazie per essere rimasti con me signori. Alla prossima. Mi raccomando, like e commentino per darmi una mano. Ciao.